Dopo tante parole, i primi atti concreti, poco meno di 500.000 euro freschi, per la precisione 470.000, in cassa ACC. A finanziare lo stabilimento zummellese con una delibera approvata dal Consiglio di amministrazione convocato con urgenza è Veneto Sviluppo, la finanziaria della Regione Veneto. La società, così facendo, anticipa parte del credito IVA che ACC vanta nei confronti dello Stato e che ammonta a 2,2 milioni di euro. Una boccata di ossigeno che consentirà all'azienda di guardare con più serenità al futuro. Soddisfatto il commissario straordinario Maurizio Castro. Ho l'impressione che ce la faremo e allora sarà il segno che il Veneto, quando è unito, quando tutti insieme, istituzioni, sindacati, politica, lavorano nella stessa direzione, l'orgoglio di riscattare la nostra manifattura, il nostro patrimonio industriale ha successo. Sarà una bella storia da raccontare. Un intervento in extremis che salva 620 posti di lavoro, commenta il presidente della regione. Farà partire un domino positivo rispetto alla compartecipazione delle banche su tutto il piano di risanamento. Io spero che questi 620 lavoratori inizino, visto che è una bella giornata, a vedere il sole dopo tanti giorni di pioggia. Soddisfatti anche i sindacati che però continuano a guardare al futuro non senza preoccupazione. Serve sostanzialmente per anticipare una parte dei crediti che i lavoratori stanno avanzando e per permettere anche di acquisire quel po' di materiale per continuare a fare la produzione. Le banche dovrebbero esserci sul piano industriale che è stato presentato dal commissario straordinario Castro. I tempi però purtroppo sono sempre incerti. Gli fai con Luca Zuccolotto della Fiam CGIL. Aspettiamo la risposta delle banche per il fine settimana o inizio dicembre. Quello di Veneto Sviluppo è solo un primo passo che deve servire per pagare gli stipendi arretrati dei lavoratori, che fino ad oggi hanno fatto sacrifici che devono essere ripagati. All'orizzonte c'è la ripresa della produzione e, in primavera, il bando internazionale per la cessione dell'azienda. E ai lavoratori e acquirenti Zuccolotto fa già sapere: siamo pronti a fare i conti con chi comprerà. Tutto questo era legato ed è legato alla ripartenza per il 2014, questo è l'obiettivo centrale di tutta questa vicenda di ACC.